Gesù, in colp di Spiritu Sant, alla sal Jordan es brutat da Spiritu Sant all'et al desert, la che restà per 40 dies tentat dal diavolo. Per 2 che i dies non mangia nuie, tal'ultim al sentì la fan. Allora il diavolo gli disse: se tu sei per da buon figlio di Dio, comandi a che sclap di diventare pan. E Gesù gli rispose: è scritto, l'uomo non vive nome di pan. Allora il diavolo almenò Gesù più in alto e gli mostrò una battuta di voli tutti i reams de tiere. E gli disse: ti darai tutte queste potenze, gli ricchezze di questi reams, perché mi sono stati dati a me e io li do a cui chi vi è io. Se tu ti butterassi in genoglon denanti di me, sarà tutto. Gesù rispose: è scritto, tu ti butterassi in genoglon dome denanti al Signor tuo Dio, e dome Lui tu adoreras. Allora lo menà a Gerusalemme e lo poià sulla parte più alta del Tempio, e gli disse: se tu sei per da buon figlio di Dio, buttiti io di colì. Di fatto è scritto: Dio comanderà per te ai suoi angeli, perché ti tengono in guardato, e anche mo. Ti tegneranno su con le mani, per non che il topito al sbatti torni un clap. Gesù rispose per ultime volte: è stato detto anche, non sta a tentare il Signore tuo Dio. Dopo aver finito ogni sorta di tentazione, il diavolo si slontanò di lui fin al momento giusto. Gesù, al tornare in Galilea con la forza da spirito, la sua nomine si slargiò per tutta la regione. All'insegnava tes loro sinagoghi e tutti dicevano bene di lui. E arrivò a Nazaret, la che era stata tirata su, all'era di Sabide, e secondo le usanze, agli entrate sinagoghe e agli va su per lei. Gli presentarono il libro dal profeta Isaia e lui, dopo averlo viert, sentiva tal toc la che era scritta. E spirito dal Signore le parsore di me, perché mi ha ungiuto e mi ha mandato a portare le buone nuove ai puars, a contare ai prigionieri che sono liberi, a favio di varps, per liberare quei che sono tibiati e a contare, a proclamare l'anno di grazia dal Signore. Poi, rodolato il volume, e al tornare al servitore si sentà. Due che ieri in te sinagoghe avevano i voi fis sore di lui. Allora scominciò a dire: voi queste scritture si colmate per vuatris che mi ascoltais. Due che testimoniavano per lui e arrestavano per sperare gli splenis di grazia che al diceva. E si domandavano: ma quel chino è già il figlio di Giosef? Allora lui rispose: o sono sicuro che mi tirerei fuori il proverbi, miedi, curiti prin te, duce che ho vinviodut che le capitata a Cafarnao, fasilo anche colì, te to patrie. E al giuntà. Usal dis in verità, nessun profeta non chiate bon accetti in te so patrie. Us dis anche, sotto il profeta Elie, a ieri un stradio di vedue in Israele, quanche non colà una gota di ploe per 3 anni e 6 mesi, e una miseria tremenda regnà per tutto il paese. Però il profeta Elie non fu mandato a nessuno di loro, dome a una vedue di Zarepte, per regione di Sidon. E so dal profeta Eliseo, a ieri in Israele un disordine di levrosi, con tutto aquel, nessun di loro non arrivava a guarì, dome Naaman, il siriano. Sentin questi robis, che ieri in te sinagoghe si rabbiarono all'ultim fin, e llevassi in pings, lo parari in fur de citat, e lo menarin sulla spiccia del monte, la che era sistemata della loro città,
con che di fallo plombaiò. Lui però, passando fra mies di loro, sin lè. Allora alleiò a Cafarnao, una città di Galilea, e all'insegnava la inte di sabide. Che lo ascoltavano si maravigliavano dal suo insegnamento, perché calfevelava con autorità. In che sinagoghe era un uomo paronato di un spirito triste e altacà berghelà. Perché ti interessi sto di me, Gesù di Nazaret? Sei sto venuto a rovinarnos? O sai qui che tu sei, è il santo di Dio? Ma Gesù gridò con musedura intima, staci din, e salte fuori dal momento di che stomp. Allora il demoni, dopo di aver buttato partiare che l'uomo denan di duc, assalta fuori di lui senza fai più nessuna male grazie. Duc che caierin lì a chiappare un gran spavento e si dicevano un culatri. C'è però le mo che ste qui. Ur comanda i spiriti tristi con autorità e con forza e l'ora squegni schiampà. E ormai affevelavano di lui per tutte le regioni. Gesù de sinagoghe all'ete chiese di Simon. La Madonna di Simon aiere l'ambicade di una brutta fierade e lo prearin che le guaris. Allora lui, sbassansi sore die, gli gridà alla fiere e la fiere le lassà. Gli evade su dal momento, la femmina è tacca a servilo. L'ata monte il sorelli, lui che aveva in malasi e i portare in dogne. E lui gli arriva mettendo gli sman sparsore di ognuno di loro. In quel momento saltava in fuori di tagni di loro, anche demoni scaberlavin. Tu sei il figlio di Dio. Ma Gesù gridava con musedure e ora inibiva di fevelà, perché sapeva in calere il Messia. Sul cricà al dì, agli sì, e si ritirà un pues fuori di man, ma una grande folle lo ci rive. Lo chiatarin e a voleva intignulo sempre con loro, senza mai lasciarlo la via. Ma lui urdise, osque impartà le buine nuove dal ream di Dio, anche a altre città, perché sono stato mandato. E all'eveator predicante di una sinagoga che altre, dei giudei.